I primi dati ufficiali ARPAV sull'inquinamento derivato dallo spaventoso incendio di ieri a Trissino confermano quanto era trapelato in mattinata. In nessun sito si osservano particolari inquinanti, anche grazie alla diluizione che le condizioni meteo hanno favorito, recita il primo commento ai dati corrispondenti ai campioni prelevati dagli ispettori. Un sospiro di sollievo per la popolazione che da ieri pomeriggio si era barricata in casa, su consiglio anche del sindaco, alla vista dell'inquietante colonna di fumo proveniente dalla zona industriale. A seguire un terrificante boato, anche una serie di esplosioni minori provocate dalle batterie e dagli accumulatori stoccati nell'azienda andata a fuoco. A minacciare presenti e soccorritori i frammenti di plastica che schizzavano come proiettili. Alla fine l'incendio è stato domato e circoscritto, il tetto dell'edificio è però imploso. Non è ancora noto l'ammontare dei danni né la causa dell'innesco, raggiunta dalle fiamme anche una vicina cabina elettrica. Fortunatamente almeno non ci sono stati feriti. La raccolta dei campioni alla ricerca di possibili inquinanti continua.